oggi. Prima di lasciare la parola al Presidente Signorini, chiediamo un saluto alle autorità presenti, quindi chiamerei gentilmente il Sindaco del Comune di Savona, Ilaria Capriolio, per cortesia, per un saluto. Grazie. Grazie. Lascio la mascherina su, va, così non lo dobbiamo, ok, sanificare in modo. Grazie veramente, credo che questo momento sia importante e soprattutto sia importante in questo periodo. Sappiamo tutti che dal 26 di aprile si ripartirà e credo quindi che sia necessario fare un punto con l'autorità del sistema portuale, quindi con il pilastro della nostra economia, della nostra provincia. E non tolgo il tempo alla relazione e rinnovo i saluti da parte dell'amministrazione comunale di Savona. Grazie. Grazie al Sindaco di Savona, Ilaria Capriolio. Chiamerei adesso gentilmente il Sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano, per un saluto. Grazie. Mi unisco ai saluti e ai ringraziamenti del Sindaco di Savona. È stato un lavoro importante perché detta le linee, le fondamenta di un percorso che è iniziato anni fa. Permettetemi di ringraziare anche i miei assessori presenti, perché credo che frutto di alcuni tracciati infrastrutturali sono nati proprio dentro la casa comunale e condivisi poi con voi, col Presidente, con Paolo Canavese e con tutta la squadra di autorità portuale che ha raccolto le nostre istanze. E proprio grazie a questo io credo che il modello infrastrutturale che separa definitivamente in modo molto chiaro il traffico pesante, il tracciato ferroviario dal traffico urbano ci permetterà di condividere due percorsi, lo sviluppo produttivo con il benessere di una collettività che comunque sta crescendo. Quindi vi ringrazio e credo che, e spero che quello che abbiamo tracciato diventi realtà il più presto possibile, perché ne abbiamo tutti bisogno e il percorso è solo all'inizio. Grazie. Grazie al Sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliana. Chiederemo un breve saluto anche al Sindaco di Quigliano, Nicola Isetta. Grazie. Grazie per l'invito. Sì, per Quigliano è un po' anche una novità, però diciamo che noi abbiamo partecipato e stiamo partecipando a questa esperienza in modo positivo e costruttivo. Quindi ringrazio l'autorità di sistema e tutti i tecnici, ringrazio i colleghi sindaci, perché credo che riuscire a mettere insieme tutte le risorse di un bacino ampio dove riuscire a ragionare sul piano delle infrastrutture, sulle aree portuali, le aree retroportuali, credo che sia l'unica risposta organica che noi possiamo dare per riuscire a far sì che questa sia quella risorsa necessaria per uno sviluppo di questo comprensorio, in modo diretto per quello che è il sistema portuale e in modo indiretto per quelli che sono. Quindi noi ci siamo con passione, partecipazione e cercheremo di portare il nostro contributo. Grazie. Grazie anche al Sindaco di Quigliano, Nicola Isetta. Ci ha raggiunto anche il Presidente della provincia, Pierangelo Olivieri, a cui chiederei un saluto. Grazie. Buongiorno a tutti, anch'io cerco di essere rapidissimo e faccio mio quello che è il saluto istituzionale, ma molto sentito anche da parte di provincia, e mi associo assolutamente a quanto condiviso al ragionamento dei colleghi e amici e amiche sindaci di Savona, Vado e Quigliano. L'argomento è fondamentale per il nostro comprensorio provinciale. Ancora venerdì scorso eravamo riuniti anche sulla citazione delle categorie, ne parlavo anche ieri con il nostro dottor Canavese, su una nuova volontà di confronto e organizzazione, in cui l'autorità di sistema portuale è una parte che è fondamentale riduttivo, e sicuramente unicamente, non rischio di essere banale, ma lo dico convintamente, con la sinergia dei territori, delle categorie, degli enti territoriali, scusatemi, del territorio, delle categorie e delle associazioni di categoria, possiamo dare delle risposte concrete, come stiamo facendo. Parlando da provincia, proprio nel coordinamento con i comuni, con le risorse
fondamentali messe a disposizione dell'autorità del sistema portuale, insomma, l'avvio dei lavori sulla strada di scorrimento veloce, partendo proprio in ordine cronologico da uno degli ultimi accadimenti concreti, e in questa strada vogliamo lavorare. Mi sono fatto carico insieme ai colleghi sindaci di lavorare a un nuovo documento di istanze e di sintesi che ovviamente desidero condividere con voi, e proprio perché parliamo di cose concrete e non solo di massimi sistemi. Grazie. Grazie al Presidente della Provincia di Savona. Prima di lasciare la parola al Presidente dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, chiediamo anche al Comandante della Capitaneria del Porto di Savona, Francesco Cimino, un breve intervento. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Mi associo ai pensieri espressi dai sindaci e dal Presidente. L'Autorità Marittima vede con estremo favore l'avvio, diciamo, di questi progetti infrastrutturali, non farà mai mancare l'apporto e la sinergia necessaria per poter condividere i progetti che vedremo oggi essere presentati. Quindi per quello che riguarda la nostra attività, la nostra presenza sarà sempre a fianco dell'amministrazione. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie anche al Comandante Francesco Cimino, e quindi lasciamo la parola al Presidente dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini. Ricordo anche che siamo collegati da remoto e quindi salutiamo anche chi è collegato a distanza. Grazie mille, mi fa molto piacere essere qui. Oramai diciamo che siamo un gruppo, non voglio dire terapeutico, ma un gruppo di lavoro, ci conosciamo da 4 anni, saremo insieme auspicabilmente altri 4 anni, e come per Genova anche per la provincia di Savona, con tutti gli scali interessati e tutti i comuni, i sindaci che hanno parlato, mancano un paio, ma insomma sappiamo oramai che famiglia siamo. Direi che questi 4 anni che ci attendono sono importanti per capire se riusciamo a mettere a terra molte cose che abbiamo avviato, in parte realizzato, progettato, ma certamente i 4 anni che ci attendono sono molto importanti. Sapete che doveva essere qui anche il Presidente Toti, solo per memoria, magari se qualcuno riesce a sentire, perché credeva di capire che riusciva a venire forse un po' prima, non ce la fa, viene direttamente là, va bene. Poi siamo rimasti d'accordo con il Presidente ieri che oggi facciamo un incontro di lavoro tra noi e poi faremo una cosa con lui per aggiornarlo e vedere come impostare i lavori per il futuro. Tipo anche ultima annotazione che fa abbastanza impressione venire qua. Io sono sempre venuto qua in occasione di eventi dove c'erano veramente decine se non centinaia di persone. Mi ricordo qualcuno a Natale, quando abbiamo inaugurato la banchina, insomma tanti eventi. Vederlo così come d'altra parte tutti i luoghi oramai del pianeta quasi, fa abbastanza impressione. Abbiamo questa data, mi dicevano i colleghi di Costa Crociere, che ringrazio molto perché ancora una volta ci hanno messo a disposizione questo impianto molto bello per fare questo evento. Mi dicevano 1 maggio, una data di ripresa delle crociere. Speriamo veramente, io lo dico per tutte le persone che stanno vivendo momenti di frustrazione non irrilevanti, perché quando una persona non lavora o è in cassa integrazione o sente la sua attività in pericolo, perché sai, un conto è fermarsi 1 mese, 2 mesi, 6 mesi, 1 anno, è chiaro che il disagio anche a livello psicofisico c'è. Quindi prima ripartiamo, prima ridiamo colore e vita a questi posti, diciamo, è meglio è. Noi abbiamo, insieme a tutti voi, fatto una carrellata un po' delle cose che abbiamo, come dire, avviato in questi anni e che qui vedete raffigurate in un'immagine a stella. Noi siamo partiti con gli interventi per l'emergenza delle mareggiate, 2 gravi mareggiate che abbiamo avuto nel 2018 e nel 2019.
abbiamo un grosso accordo di programma su Vado Ligure che è nato fondamentalmente, qui è andato avanti da solo, che è nato fondamentalmente insieme al grandissimo progetto della piattaforma che è partito e che sta dando ottimi risultati. Poi magari possiamo fare due passaggi. Abbiamo un protocollo di Savona che ha anticipato, devo dire per la sensibilità della sindaca sui temi della transizione ecologica, ha anticipato molti temi di riqualificazione urbana, di accessibilità, quindi un terzo punto con interventi molto importanti. E questi sono, abbiamo fatto immagini, io non sarò lunghissimo anche se sono molti interventi, ma abbiamo fatto schede che ora vediamo per condividere un po' dove siamo. E questi sono focus di interventi. Poi, come vedete, abbiamo messo il documento di pianificazione strategica, il documento di pianificazione energetica ambientale, che sono due grandi documenti di rilevanti importanza strategica per ciò che intendiamo fare nei prossimi anni negli scali di Savona e Vado, e abbiamo ovviamente messo il programma Next Generation EU. Qui abbiamo scritto Greenport perché riteniamo che la declinazione di sostenibilità ambientale abbia una grande forza, l'avete visto anche nella composizione del governo, no? C'è un ministero dedicato alla transizione ecologica, il Ministero delle Infrastrutture ha cambiato nome con mobilità anche sostenibile, quindi la sostenibilità è la parola magica, ma magica nel senso, vedremo, anche abbastanza concreto. Partiamo dall'emergenza mareggiate. Noi abbiamo messo a livello grafico per capire dove siamo, perché ci è sembrato utile anche localizzarlo, anche se voi siete tutti addetti ai lavori, quindi conoscete. Abbiamo messo qui i due progetti con gli importi, uno manutenzione straordinaria delle banchine, l'altro ripristino di viabilità dei posti costieri. Sono un po' più lungo nella descrizione delle immagini di questa qui che è la prima, poi con le altre siamo più veloci. Vedete lo stato dell'arte di entrambi i lavori e la tempistica, cioè sui prossimi passi. In un caso, quello della manutenzione straordinaria delle banchine, avremo l'aggiudicazione prevista a maggio 2021, sono 550 milioni di euro, sono invece completati i lavori da 1 milione di euro per il ripristino della viabilità dei depositi costieri. Sempre emergenze mareggiate, rifiorimenti dighe gettata a Savona e Vado Ligure. Allora, l'avvio dei lavori è previsto a Vado a maggio 2021, a Savona a giugno 2021. Come vedete abbiamo l'appaltatore CEM nel caso dei lavori e la controllizzazione è in corso. Abbiamo già individuato, stiamo completando il contratto. Questi sono due interventi, come vedete, abbastanza corposi anche dal punto di vista dell'importo, oltre 10 milioni di euro. Questo è il ripristino del terminal traghetti. Si vede bene dalle immagini che razza di devastazione ha avuto dalle mareggiate, 5 milioni di euro. Abbiamo il progetto esecutivo in corso, prevediamo l'aggiudicazione entro dicembre del 2021. Questo è il ripristino del piazzale Terrapieno Sud, di importo di nuovo abbastanza significativo, 3 milioni e mezzo. Abbiamo affidato la progettazione, l'avvio dei lavori è previsto a maggio 2021, è stato individuato l'appaltatore, la società Cardi. Abbiamo messo la società perché riteniamo dove abbiamo l'appaltatore è un segnale abbastanza significativo di essere comunque avanti, avere l'impresa aggiudicataria è un segnale chiaramente della vicinanza alla fase esecutiva. Qui abbiamo la manutenzione straordinaria dei pontili, 1 milione di euro, l'aggiudicazione prevista a settembre 2021,
per il ripristino del piazzale Margonaro della Lissola Marina, 500.000 euro, abbiamo completato il progetto esecutivo, l'aggiudicazione lavoro è prevista a settembre 2021. Qui si chiude la panoramica sulle mareggiate. Sulle mareggiate è ovvio che io non sono contento dei tempi di risposta, no? Noi abbiamo avuto le grandi mareggiate 18 e 19, siamo nel 2021, auspicabilmente uno vorrebbe essere in piena fase esecutiva. Questo è un leitmotiv che ci portiamo dietro su tutti i programmi di intervento a Genova, quando ero a Roma, tutti i grandi programmi di investimento pubblici, ora siamo a Savona d'Ado. Un messaggio che io voglio condividere con voi oggi e sentire anche le vostre reazioni è questo. In Italia è molto lungo, frustrante fare opere pubbliche, però bisogna avere una grande tenacia, un'enorme tenacia. Avere le imprese, essere finalmente alla soglia dell'avvio dei lavori è una grande opportunità. Fortunatamente molte facce che vedo qui sono facce che c'erano 4 anni fa, che ci sono oggi e che ci saranno nei prossimi 3 o 4 anni. Dobbiamo veramente lottare tutti insieme per completare questo sforzo, come vedete, su un arco temporale certamente lungo, però è un risultato notevole a portata di mano e non lo dobbiamo assolutamente disperdere. Qui passiamo all'accordo di programma di Vado Ligure, come sapete un accordo molto grosso, molto ambizioso, come molto ambizioso era il progetto della piattaforma, unico terminal semi-automatizzato partito in Italia negli ultimi 10-15 anni, probabilmente lo sarà ancora per un bel po'. L'impatto sul territorio è stato ovviamente molto forte, abbiamo una serie di interventi, partiamo da questo, 7 milioni di euro è lo spostamento delle tubazioni nel torrente Segno. Finalmente il Ministero dello Sviluppo Economico finalmente ha avviato la conferenza di servizi. Ricordiamo che per questo tipo di opera la conferenza di servizi lo fa il Ministero dello Sviluppo Economico. Riteniamo di poter aggiudicare l'appalto integrato, abbiamo un progetto definitivo, entro settembre 2021. Qua è stata veramente defatigante, ma riteniamo, perché aveva anche implicazioni ambientali, di essere, come dicevo prima, vicini a un risultato molto rilevante. Stessa cosa, ieri avevo fatto una lunga riunione con gli uffici, che ringrazio, Virginia De Stefanis, Ingegner Pellizza, Paolo Canavese, Paolo Piacenza, tutti i RUP, per cercare di capire anche se ci sono sul percorso critico delle imboscate. Anche su questo direi che siamo messi abbastanza bene. Questo è un intervento molto importante, 15 milioni di euro, qui parliamo di messa in sicurezza dei torrenti, argomenti in Liguria molto delicato. Abbiamo avuto alla fine l'autorizzazione ambientale. Prevediamo di completare l'iter autorizzativo entro settembre 2021, anche il piano partecipare agli espropri è stato completato, e di aggiudicare un appalto integrato entro dicembre 2021, avendo definitivo. Anche qui direi che la parte di gran lunga più difficile e delicata è stata l'iter autorizzativo, quindi avere alla fine smarcato questo è stato, direi, abbastanza importante. Terzo grande progetto d'accordo di Vado, condizionato dall'iter autorizzativo, perché questi 3 di cui vi sto parlando nella terza hanno avuto grandi problematiche, è questo da 20 milioni di euro, quindi un intervento di assoluta rilevanza, è la nuova viabilità, quindi capite quanto sia in una logica compensativa della vicenda piattaforma, no? I primi 3 erano anche molto di carattere ambientale e, se vogliamo, in parte indipendenti. Qui andiamo a dialogare proprio con la piattaforma, stiamo lavorando
lo sanno bene tutti i comuni, a cominciare dal Comune di Vado, dalla provincia, con la regione, per sbloccare questa difficile parte ambientale. Siamo in attesa, è stato deliberato dalla Giunta la non assoggettibilità a VAS, quindi dovremo averla a breve. Abbiamo avuto, altra nota positiva, il parere dal Comune di Vado. Riteniamo anche qui di poter completare entro maggio 2021 l'iter autorizzativo e poter aggiudicare con una parte integrata entro dicembre di quest'anno. Non vi nascondo che se veramente riuscissimo a chiudere la parte autorizzativa, a fare l'aggiudicazione di questi 3 grandi interventi, sarebbe un grande risultato. Andremo finalmente in fase attuativa. Qua c'è un intervento di nuovo che dialoga moltissimo con la congestione, con la piattaforma, e ovviamente non è così puntuale come può sembrare. Quando parliamo di evacuare dalla piattaforma di Vado attraverso la modalità ovviamente stradale, ma anche ferroviaria, proprio per attenuare quella stradale, parliamo dell'impatto della viabilità, sulla viabilità, del trasporto su strada dell'intera provincia, perché qui parliamo di volumi che quando la piattaforma, man mano che la piattaforma arriverà a regime, avremo coinvolto l'attuale casello di Savona, auspicabilmente presto il casello di Bossarino, la viabilità di adduzione. Quindi parliamo di Vado, ma qui immediatamente si irradia sull'intera provincia. Il progetto definitivo lo ha fatto Vio, stiamo cercando di accelerare tutte le fasi di acquisizione del progetto per andare in aggiudicazione entro dicembre 2021. Poi io spero che si possa accelerare un po', visto che Vio è una nostra controllata, quindi teoricamente è tutto in casa, però la modalità ferroviaria per lavorare bene sulla piattaforma è fondamentale. Una quota deve andare via treno anche per ragioni di efficienza. Questo è l'intervento di qualificazione della spiaggetta, il cerchio è un po' grande, ma parliamo della spiaggetta più in alto, più verso ponente. È un intervento di importo ovviamente minore, però è in avvio la gara su un progetto esecutivo, riteniamo di aggiudicare entro giugno. Questo per dire che non parliamo solo di tubi, chimica, strade, insomma anche qualcosa di più paesaggistico. E questo è l'intervento di sistemazione dati del Biosanteno. Qui torniamo alla messa in sicurezza dei rii e dei torrenti, l'importo di nuovo sale, 4,5 milioni. Abbiamo completato il progetto di fattibilità tecnica e economica, siamo in affidamento della definitiva, è da assoggettare verifica di screening. Qui ne abbiamo parlato a lungo, io ho insistito per essere più prudente, più calcolativo, perché mi sembra, nonostante che siamo in diversi, che dobbiamo dire le cose abbastanza come stanno. Io qui penso che noi entro l'anno sarebbe una buona soluzione avere tutta l'approvazione. È ovvio che se riuscissimo con la Regione ad anticipare tutto, potremmo già affrontare l'aggiudicazione, però visti i tempi che abbiamo messo per tutte le altre cose, vista la delicatezza del tema, abbiamo al momento inserito questa ipotesi. Queste sono altre opere rilevanti, ne abbiamo citate in particolare 2, l'intervento strutturale di difesa della costa di Vado Ligure, quasi 2 milioni, abbiamo già l'impresa, Idresia, e un intervento più piccolo, solo il sorvallonamento del torrente Segno, vedete 115.000 euro, avvio dei lavori previsto a luglio, anche qui abbiamo a Tecnotatti, un'impresa nota anche sul territorio. Questo chiude gli interventi su Vado, direi che abbiamo fatto dei passi avanti significativi e torno un po' al discorso che avevo fatto, è importante che ora mettiamo veramente a terra tutto. Protocollo di Savona, ho detto già prima qual era
un po' il colore, la nota di fondo di questo protocollo. La sindaca ha insistito da subito, dall'inizio del suo mandato, su temi molto vicini a quella che poi è diventata l'impronta dell'attuale governo, tanto per essere chiari. Questo intervento che vedete è uno dei più sentiti perché non è soltanto un intervento, diciamo, di abbellimento, ma è funzionale a uno dei principali motori del territorio. È la messa in esercizio della struttura progetto terrapieno di Zinola. Vedete che i lavori sono in corso, questo è fondamentale ovviamente per fruire meglio delle spiagge a Savona. Qui ci sono molti interventi che sono anche o prevalentemente in realizzazione in corso da parte del comune o di altri soggetti locali. Molto grosso è quello della riqualificazione di Via Nizza, sono 13 milioni di euro, il recupero di Villa Zanelli 5 milioni di euro, il progetto con il CONI è un'altra, la collaborazione col CONI è stata un'altra, diciamo, mi pare risultato positivo dell'amministrazione e di nuovo lo sport anche in questo governo sta assumendo una rilevanza non da poco. Sono state individuate le aree dove far partire a distanza tra l'università e CONI, e poi l'area portuale Cospicente da Fortezza del Priamar, che era un'altra in realtà delle priorità segnalate dalla sindaca. Qui avremmo voluto andare più avanti, è uno degli interventi centrali nel documento di pianificazione strategica su cui arriviamo dopo. C'è la viabilità secondaria tra le vecchie funivie e la nuova capitaneria di accesso all'area del Miramare. Anche queste sono tutte priorità che sono state inserite nel documento di pianificazione strategica, come la riqualificazione del molo del Miramare e di nuovo dell'area ex ferrovie con le aree relative allo svincolo dell'Aurelia Vis. In tema di accessibilità e di transizione, ovviamente un'importanza crescente stanno avendo percorsi ciclopedonali come quello tra la Torretta e Rio Termine, o l'accesso pedonale alle aree portuali, estremamente significativo anche per attenuare l'impatto sulla viabilità cittadina. Mi avvio alla conclusione per dire sugli aspetti di pianificazione strategica. Voi sapete che sul documento di pianificazione strategica c'è stata un'intensa attività di dialogo con i comuni. Siamo finalmente, direi, alla conclusione della prima lunga fase che ci porterà all'approvazione del piano regolatore dell'autorità di sistema, con l'approvazione del documento di pianificazione strategica. Abbiamo avuto dai comuni tutti i pareri, stiamo mandando al Ministero delle Infrastrutture e alla Regione il piano. Con l'approvazione del piano partirà la seconda fase, che è la predisposizione dei due piani regolatori, quello di Genova e quello di Savona. Questi documenti, i sindaci lo sanno bene, sono estremamente rilevanti per il futuro della città, degli scali, e quindi vanno attenzionati per tutte le indicazioni che contengono. Di uguale importanza, forse dal punto di vista pratico anche superiore, è il documento di pianificazione energetica e ambientale che è stato approvato a gennaio del 2020. Questo documento forse non si aspettava di diventare così importante, ma il Recovery Plan lo ha reso più importante, perché tutti i temi che vedete declinati nei puntini sotto e che conoscete benissimo, l'elettrificazione delle banchine, GNL, controllo delle emissioni, sono tutti temi che fortunatamente hanno ampio spazio di finanziamento
nel piano nazionale di ripresa e resilienza. E fortunatamente noi abbiamo due ministri, il ministro Giovannini e il ministro Cingolani, che il ministro Cingolani anche per una vicinanza al territorio, il ministro Giovannini per una grande sensibilità al tema, per cui questo tipo di investimenti, figli di questa pianificazione strategica, noi li abbiamo fatto oggetto, andiamo a questa slide qua, il Ministero della Transizione Tecnologica ci ha inviato una lettera dicendo, indica quali degli investimenti coerenti con il documento di pianificazione energetica e ambientale hanno progettazione che noi possiamo finanziare con il Next Generation. Noi abbiamo risposto con una nota elencando le tipologie di investimenti che vedete lì, hanno tutti a che fare con efficienza energetica, di illuminazione, dei mezzi di trasporto, degli impianti portuali, degli edifici, ovviamente con l'utilizzo di fonti rinnovabili, e Savona e Vado hanno diversi investimenti per alcune decine di milioni di euro. Quindi, come vedete, lavorando bene anche in tempi non sospetti, poi le cose ti tornano utili. Ora noi siamo in grado e abbiamo segnalato al Ministero progettazione importante. L'ultima cosa, e chiudo, Savona ha presentato come Genova, e sono i due progetti più avanti di cold ironing, cioè di elettrificazione delle banchine. C'è un'attenzione fortissima del Ministro su questo, ve lo dico, l'avrete anche registrato i sindaci del Ministro Cingolani. Abbiamo già avuto l'approvazione della conferenza di servizi. Io penso che poter dire ai cittadini di Savona che l'inquinamento da navi, da crociera, ora qui non vediamo l'ora che ripartano, però sappiamo che quando poi ripartano avremo i cittadini che ci dicono attenzione alle emissioni. Noi qui pensiamo di andare all'aggiudicazione per la parte integrata entro il 2021, quindi questo mi sembra un risultato molto importante veramente per le richieste dei cittadini. Io ne ricevo di sollecitazioni continue molto forti e non si può più tergiversare. Vi ringrazio. Abbiamo recuperato un po' di tempo, comunque lasciamo spazio a eventuali interventi. Nel caso ci fossero, vi preghiamo di raggiungere il Gio con il microfono. Allora, rinnoviamo il ringraziamento anche a Costa Crociere per averci ospitato al Palacrociere. Dottor Ghigliotto, prego. Chiedo scusa. Per ringraziare il Presidente di essere qui oggi, è un segno sostanziale che tutta la comunità portuale apprezza molto. Anzi, se diventeremo gialli, ci piacerebbe lasciare un invito aperto e farlo diventare un'occasione regolare, perché fare un po' di monitoraggio su tutte queste cose che ci hai raccontato è sicuramente utile. Abbiamo lavorato a più mani su queste cose, è apprezzabile lo sforzo degli uffici su DPSS, è stato un lavoro molto molto importante. Ci hai un po' spiazzato oggi perché hai elencato praticamente tutte le cose che da un po' di tempo andiamo un po' chiedendo. Condividiamo il fatto che l'aspetto temporale non soddisfa l'autorità, ancora meno soddisfa gli operatori, perché purtroppo a 2 anni e mezzo dalle calamità del 2018 parlare ancora di banchina da sistemare di forship è sicuramente una cosa che può essere migliorata. Quindi da questo punto di vista noi pensiamo che ci sia un aspetto importante che passa attraverso in qualche modo un po' la riorganizzazione degli uffici, quindi anche di questo tema abbiamo parlato in questi ultimi tempi, e ci chiedevamo se su questo aspetto ci sia in qualche modo qualche avanzamento, perché senza paventare autonomie che forse oggi la legge sicuramente non permetterebbe, però in qualche modo un ridisegno funzionale in campo all'ufficio territoriale di Savona è una cosa che sarebbe sicuramente molto molto apprezzata e andrebbe nella direzione di migliorare sicuramente il fattore tempo in futuro. Quindi se su questo ci fosse qualche novità ti ringraziamo per ragionarci. Grazie. Grazie al dottor Ghigliotto.
Sì, effettivamente abbiamo, diciamo, prima del rinnovo del mandato, abbiamo fatto alcuni incontri anche di carattere politico, perché in realtà poi l'assetto delle competenze tra l'amministrazione centrale a Genova e lo scalo di Savona è un argomento che ha anche una valenza politica, nel senso che Savona aveva un'autorità portuale, essere insieme a Genova in un'unica autorità del sistema ha avuto anche degli aspetti positivi, ma certamente una fase di aggiustamento che è tuttora in corso. Ma comunque da quegli incontri è nata una iniziativa che noi concluderemo a brevissimo in comitato di gestione, cioè di rivedere il funzionigramma dell'ente, individuando anche in modo molto chirurgico quali attribuzioni di competenze era utile fare direttamente allo scalo di Savona e quindi al responsabile dello scalo, ma non solo, abbiamo anche previsto all'interno, ad esempio, dei due importanti uffici che si occupano di opere pubbliche, lato proprio opere civili e lato impiantistica, che rimangono unici a livello di enti di autorità del sistema portuale, sezioni dedicate a Savona. Le attribuzioni che abbiamo completamente decentrato all'autonomo responsabile dello scalo toccano alcuni temi molto importanti che sono l'autonomia in materia di programmazione, progettazione, affidamento e esecuzione di opere di manutenzione, impiantistiche, tutto quello che fondamentalmente ci è sempre stato chiesto anche dal cluster, di avere maggiore autonomia e snellezza operativa per tutto quello che possiamo considerare attività non straordinarie. È chiaro che un'opera con la piattaforma di vaso esula da queste competenze, ma molti degli interventi che abbiamo elencato qua, pensiamo illuminazione, terrapieni, sono interventi che potranno certamente beneficiare di questo lavoro che abbiamo completato, lo abbiamo condiviso non più tardi di una settimana fa, ovviamente anche con il responsabile dello scalo, Paolo Canadese, che è qua, e lo porteremo al comitato di gestione. Quindi direi che abbiamo raccolto l'istanza e l'abbiamo esaurita. Chiediamo quindi nuovamente se ci fosse qualche intervento. Allora, grazie a tutti nuovamente, anche a chi si è collegato da remoto, e buona giornata a tutti, grazie.